Ben ritrovati a Scuola Grande. In questa puntata incontreremo l'arte di Luciano Lumine, artista molto raffinato, artista molto attento alla creazione delle opere. Le sue opere infatti si potrebbero definire opere calligrafiche per l'estrema cura che mostrano soprattutto nei particolari. Ma Lumine si avvale della geometria e della dimensione architettonica per creare queste opere, ossia non è presente la rappresentazione umana, non è presente la rappresentazione mimetica della natura, ma è presente una visione geometrica, un costrutto geometrico fatto di linee, fatto di volumi, fatto di archi, fatto di tridimensionalità, di linee oblique, e quindi una costruzione mentale, ciò che mostrano le opere di Luciano Lumine, una costruzione mentale supportata, come ho detto poc'anzi, dal disegno architettonico e dalla geometria e dalla matematica. Quindi si potrebbero definire opere ragionate, come quelle di Nadia Costantini sono opere ragionate, cioè l'artista per crearle deve avvalersi non dell'atto creativo diretto, istintivo, quanto della necessità del tempo per la creazione di quest'opera. Sono opere che richiedono molto tempo per la realizzazione, perché devi saper far, passato in termine, quadrare l'insieme. Altrimenti basta che una linea, basta che un colore non sia inserito all'interno dell'insieme e l'opera casca, ovvero l'opera perde questa dimensione, diciamo così, di perfezione. Questa è un'opera che si avvicina alla dimensione della perfezione, dove tutto è equilibrio, tutto è calibrato. Si intitola Cattedrale, quindi l'artista ha voluto rappresentare con la sua modalità, con la sua intenzionalità creativa, una visione alta della cattedrale, e la si riconosce con brevi accenni, perché si possono intravedere delle bifore in lontananza sullo sfondo, degli archi. Quindi la cattedrale, che è anche questa una dimensione architettonica strutturata sulla geometria, viene destrutturata attraverso l'uso della geometria per creare un'immagine altra, ed è pur sempre però riconoscibile attraverso alcuni elementi che la caratterizzano, come per esempio la finestra bifora o la serie di archi che si susseguono. Quindi Luciano Lumine ci propone delle opere nelle quali la geometria destruttura prima e poi riordina dopo, per creare un insieme equilibrato, un insieme nel quale la forma diventa non solo sostanza, ma diventa ragionamento matematico, diventa ragionamento che sfocia in un'altra visione architettonica, che si avvicina molto alla interpretazione architettonica futurista. Non solo, c'è anche una visione metafisica, perché in alcuni rimandi dell'opera si possono intravedere degli echi che toccano per esempio le piazze di Giorgio De Chirico. Quindi c'è anche una conoscenza che l'artista ha saputo inserire all'interno di queste opere. Non è solamente geometria destrutturata che poi si ristruttura, c'è anche un rimando artistico che è caro all'artista, e quindi un'opera veramente composita, che fa sicuramente di Luciano Lumine uno dei più grandi artisti, se così si può definire, della corrente geometrica dell'arte veneta. Alla prossima puntata.